Il Verona conquista altri 3 punti preziosi contro un temibile Chiesiellis e si mantiene in vetta a punteggio pieno assieme a Torres e Brescia dopo la seconda giornata di Serie A. Primi 20 minuti scarni di occasioni, si arriva al 35esimo con il Chiesiellis pericoloso con l'incornata di Domenichetti con sfera alta. Il match si sblocca al 40esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Girelli di testa appoggia in mezzo per la perfetta incornata di Melania Gabbiadini. La ripresa si apre con il miracolo della numero 1 gialloblu Åkström che si oppone alla conclusione ravvicinata di Domenichetti. Sul fronte scaligero Silvia Toselli viene anticipata di un soffio dal portiere. Al settimo il lampo dell'italo-brasiliana Darocha che si invola sulla destra, si accentra e trafigge Caravilla con una precisa conclusione sul palo lontano. 2-0 per le scaligere, la stessa Darocha poco dopo fallisce l'opportunità per il tris, mentre sul fronte friulano è Vicchiarello che scalda le mani all'attenta Åkström. Darocha appare la più attiva nell'attacco scaligero, conquista palla di prepotenza ma spara a lato. Ancora l'italo-brasiliana ci prova da fuori area chiamando al miracolo Caravilla. Chiesiellis pericoloso poco dopo la mezz'ora, Miani rimette la sfera sull'altro palo dove Vicchiarello fallisce il tapin vincente. Le friulane ci provano ancora con Del Prete che chiude bene la triangolazione con Vicchiarello ma la sua conclusione è decisamente da dimenticare. A tempo scaduto le friulane accorciano le distanze con Del Prete che raccoglie l'assist di Domenichetti ed appoggia in rete. Subito dopo Darocha ha l'opportunità per chiudere i giochi ma da 2 passi spara alto. Non ci sono altri sussulti e la formazione gialloblu conquista la seconda difficile vittoria in altrettante gare di campionato.